Dopo le polemiche e le proteste delle scorse settimane per l'elevato inquinamento in Rio Novo, le categorie del trasporto merci hanno rilevato che alcuni dati forniti da ARPAV presentano delle incongruenze che vanno evidenziate. Nel redigere queste relazioni che in alcuni orari, tra le 19 e le 21, ci sono dei picchi molto alti, i quali non corrispondono con i passaggi dei mezzi da trasporto. Questo evidentemente ci ha fatto pensare, anche se in realtà i dati rispetto all'anno scorso nello stesso periodo sono diminuiti, cioè quindi l'inquinamento è diminuito in virtù del fatto che l'ordinanza prevede un senso unico. Detto questo, però, questi dati, come dicevo prima, hanno delle incongruenze, quindi riteniamo che non siano proprio i trasportatori i reali responsabili di questo inquinamento, ma forse bisogna andare a trovarlo da altre unità, da altri elementi che possono inficiare nei dati che ARPAV ha relazionato e stilato. I dati pubblicati restituiscono i livelli della centralina collocata in Rio Novo, evidenziando solamente il picco massimo durante la giornata. Di qui una richiesta specifica. Non ci sono solo dalle 19 alle 21, ci sono anche orari della mattina molto presto che non ci vedono, o se non in piccolissima parte ci vedono nell'effettuare il trasporto, nell'effettuare questo percorso all'interno della città. Quindi è chiaro che chiediamo in modo piuttosto trasparente la verifica puntuale di questi dati, per non vederci, come dire, accusati dell'inquinamento che in questo momento la città sta subendo. Sul tavolo con l'amministrazione ci sono già alcune proposte. Sperimentare delle colonnine dove le imbarcazioni possono in qualche modo, avendo un dispositivo da dover inserire nell'imbarcazione stessa, collegarsi a queste colonnine e poter usufruire della gru elettrica senza inquinare.